a tutte le donne, a tutti gli uomini dell'azienda presenti in questa sala e attraverso di loro un saluto intensissimo a tutte le donne e a tutti gli uomini di Poste Italiane che ogni giorno sono al servizio del nostro Paese e desidero esprimere in questa occasione nei loro confronti la riconoscenza della Repubblica. A solo un anno dall'Unità d'Italia, il 5 maggio del 1862, nascevano le Regie Poste. Da allora questa nostra grande azienda, che mi onoro di rappresentare, continua a tener fede alla sua missione principale: accompagnare il Paese nel suo sviluppo, rispecchiandone i valori, condividendone le difficoltà e i successi, stimolandone le trasformazioni, guidandone il progresso attraverso una rete di persone, uffici, tecnologie che non ha eguali nel Paese. Che cos'è Poste oggi? Poste, di cosa vi parlerò oggi? Fondamentalmente due cose. È un'azienda che riesce a stare sul mercato e produce risultati, ha un conto economico, paga gli stipendi, e però è al tempo stesso anche un'azienda, e devo dire che questi 45 minuti hanno dato piena testimonianza che ha anche una funzione sociale e una funzione per il sistema Paese. Siamo e vogliamo continuare a essere un'azienda piattaforma, quindi un'azienda che va incontro e assolve le esigenze dei nostri clienti attraverso i mezzi che i clienti decidono per interagire con Poste. Quindi sicuramente una grande spinta ai mezzi digitali, alla comunicazione moderna, ma anche una conferma della nostra presenza territoriale. L'ufficio postale costituisce uno dei luoghi su cui i cittadini italiani sanno di poter trovare supporto e chiarimenti per sbrigare una serie di attività, adempiere a diverse scadenze, tutelare i risparmi in forme sane e prudenti. Grazie per tutto questo, grazie a Poste Italiane per questa storia, grazie per l'attività di questa stagione, grazie per l'impegno del futuro. Auguri.